Aquila Trento Civezzano, battuta d'arresto per l'ex capolista. Il Civezzano attacca subito con Scrinzi, mentre gli aquilotti faticano per le assenze, ma anche per la giornata positiva di Strisciulio della difesa ospite, a opporsi a Betti e Mantovani. A inizio ripresa Mantovani centra una traversa rischiando il gol. Gol che trova il Civezzano al 71esimo su rigore con Prati. L'Aquila reagisce e prima colpisce il palo con Dondi, poi pareggia a 2 dalla fine, con la zampata di Brugnara. L'Aquila si salva alla fine trovando un giusto pareggio, finisce 1-1. Calisio Calceranica, vetta solitaria per i gialloverdi vincenti oggi. Gli ospiti partono bene, in pochi minuti decidono la partita. I fratelli Nicolussi Paolaz sono scatenati e prima Moreno al 10° e poi Matteo al 28esimo siglano una rete a testa. Il Calceranica però rimane in 10 per l'espulsione di Rosati e abbassa un po' il baricentro ma senza correre pericoli. Nella ripresa il Calisio prova ad attaccare ma Baldessari e Waldner vanno piuttosto lontani dal gol. Il Calceranica difende bene e si limita al contropiede. Ancora sconfitto il Calisio, finisce 0-2. Fiemme Dolomitica, pareggio e reti bianche in questo incontro. Nella prima metà di gara il Fiemme cerca il gol con Varesco, ma è Vanzetta ad andare più vicino con una sua conclusione che impatta sulla traversa. I ragazzi di Gabrielli faticano, ma difendono bene e ripartono. Nella ripresa la Dolomitica rimane in 9 per le espulsioni al 50esimo e al 70esimo. Così si chiude nella sua metà e cerca di contenere il Fiemme. La manovra dei biancorosso-celesti non è sufficientemente fluida, incapace di creare pericoli in superiorità numerica. Finisce così 0-0. La Rovere Fassa, netta vittoria per gli ospiti. Pronti via e Porco porta avanti la squadra ospite colpendo su una ribattuta. Al 20esimo il Fassa trova il secondo gol. L'arbitro fischia un fallo di mano in area, dal dischetto si presenta Porco che non delude. La Rovere rischia di crollare. Zanonar colpisce una traversa al 35esimo, ma la difesa regge con difficoltà. Nella ripresa i locali cercano di attaccare, ma vengono gelati dal terzo gol firmato da De Luca su assist di Trotner. Le 3 espulsioni per il Fassa, piuttosto dubbie, creano delle difficoltà, che comunque gestisce. Termina 0-3. Lona Lasis Telve, mezza impresa dell'Ona che ottiene un pareggio. L'avvio di gara è ricco di occasioni da ambo le parti. Il guizzo vincente lo trova Cristel al 26esimo, che raccoglie un lancio e infila il vantaggio in diagonale. Gli ospiti non sono affatto contenti, mettono l'attacco a 4, fidandosi ai lanci lunghi, e sfiorando il pari con Micheletti. Al 65esimo il Lona rimane in 10, così il Telve si sbilancia e trova il pari con Divina di testa al 74esimo, sfruttando un'incertezza di Zon. Nel finale il Telve occupa stabilmente la metacampo ospite, ma si deve accontentare dell'1-1 finale. Mattarello Verla, convincente vittoria interna per i rossoneri. Il primo tempo è molto combattuto. Al 15esimo Seccardelli mette dentro un Eurogol per il vantaggio locale. 10 minuti dopo il Verla pareggia con Benvenuto Rossi che rientra in saccagiro sul secondo palo. Al 43esimo Bonadiman calcia sul primo palo e firma il vantaggio. Nella ripresa invece Cianforo raccoglie un ottimo passaggio ma manda a lato. Ci pensa comunque Luca Pedrotti dal dischetto a segnare la terza rete al 60esimo. Al 68esimo Bonadiman aggancia al limite, si libera di 3 uomini e segna una doppietta. Finisce 4-1. Vattaro Gardolo, altra vittoria per il giallo-blu. Il tridente funziona, infatti al 13esimo Mici scende sulla fascia e l'appoggia sulla testa di Marin per il vantaggio. Al 29esimo Mici è prorompente sulla sua fascia e firma lo 0-2 con una botta da fuori, ma non è perfetto. Allo scadere della prima metà, Job segna da pochi passi su assist di Bazzoli. Il Vattaro rientra in partita prima con una punizione magistrale di Oslo al 47esimo e poi con Girardi su calcio d'angolo al 56esimo. Con il Vattaro tutto avanti, il Gardolo riparte e al 63esimo firma con Job il 2-4 finale.